È la Pasqua del Signore. La parola che risalta a Pasqua è una parola che è in grande crisi in questo momento soprattutto. Pace. Questo è il saluto del risorto quando si manifesta in mezzo ai discepoli, alle discepole, che erano rinchiusi per paura, erano nascosti in buona sostanza. E Gesù si fa presente in mezzo a loro. E, vedete, mi incuriosisce questo brano perché Gesù si fa presente e potrebbe anche manifestare un disappunto. Ricordiamoci che tutti lo hanno abbandonato sotto la croce, a parte la madre, qualche altra donna, il discepolo che egli amava. Gesù si manifesta in mezzo a loro e dice pace a voi, senza rimproveri, senza recriminazioni. Ecco, veramente, chi vuole vivere oggi da risorto deve farsi operatore di pace, come dice una delle beatitudini, beati gli operatori di pace. E oggi scarseggiano sulla scena internazionale, ma anche sulle nostre scene locali, chiamiamole così, no? L'essere operatori di pace richiede coraggio, fortezza, discernimento, per poter cogliere ciò che è bene fare qui e adesso, per i credenti alla luce della risurrezione, di quel fare nuove tutte le cose nel segno del Vangelo. Per i non credenti, no? Con i quali io sono convinto, l'ho detto in questo periodo anche di visita pastorale, abbiamo in comune la passione per l'uomo e l'impegno per il bene comune. Allora il mio, che poi non è il mio, è l'augurio pasquale di Gesù. Il mio augurio pasquale alla Chiesa Agrigentina e a tutti fedeli e non fedeli di questa diocesi è questo qui, semplicemente pace a voi, perché per davvero possiamo portare ciascuno di noi pace nelle nostre relazioni, nei nostri rapporti, nel nostro impegno ecclesiale e sociale.